Buonasera, buonasera. E ovviamente ancora auguri, il Natale, Santo Stefano se ne sono andati e adesso piano piano si avvicina San Silvestro, ma noi non ci stanchiamo di celebrare il Santo Natale, tanto che vediamo il presente ma soprattutto il nostro futuro alla mia sinistra che vi dice che insomma siamo nel pieno delle festività. Per loro Natale è già arrivato, sono i ragazzi della SMAL, Associazione Sportiva Santa Maria di Lestizza, hanno regalato delle belle vittorie ai loro dirigenti e alle loro famiglie che li seguono con tanto affetto, ma poi andremo dal presidente e da un'altra dirigente. Alle mie spalle volevo salutare e ringraziare Luigi Menna all'organetto, Dubot a due bassi, nato in Abruzzo in provincia di Chieti, e quel signore lì, Mike Young, che in piena pandemia io conducevo Vicini Vicini e più volte il pomeriggio è arrivato da queste parti e io ripetutamente, forse condizionato dal fatto che era ed è di Marsure di Aviano, l'ho sempre definito americano. Stasera, dopo quasi 3 anni, scopro che non è americano, bensì inglese. E Young, adesso vedete che mi prende anche in giro, ho detto, torna a farmi, scusa caro, vediamo se ti fanno un bel primo piano. Ho scoperto stasera che sei inglese. Sì, sì. Meno male. 87 anni. Dimmi? Più vecchio del Piancavallo. È più vecchio del Piancavallo e invece alla mia destra abbiamo due fratelli consolidati nella musica e nella vita, Luigino e Roberto Squalizza di Savorgnano del Torre. Io vorrei iniziare con questa coppia perché vedrete che non sono tanto normali e lo dico ovviamente con affetto perché l'uomo alla mia sinistra suona l'organetto e là si ferma. Guardate cosa combina assieme a lui l'87enne. Andiamo subito con il primo brano. Io leggo quello che mi scrivono, quindi
prendo le distanze, era un organetto in fa, maestro Lucidi, sega. C'è scritto, se non me lo sono inventato io. Quindi, allora, caro De Lucchi, buonasera. Buonasera. Come va? Bene. Bene. Che cosa abbiamo su quel tavolo? Allora, io qua ho preparato due muri, uno palestinese e uno popolare. Sappiamo che i presepi si dividono in due sezioni, uno popolare e uno palestinese, per cui ho preparato a casa per voi già due pezzi e farò un pezzettino in diretta, almeno col tempo che abbiamo, come si fa l'incisione di queste mura. De Lucchi, quest'opera, questo presepe è già completato, l'hai fatto tu? Sì, questo fa parte del secondo corso che abbiamo fatto. Dal 19 facciamo i corsi a Villa Manin, ne abbiamo fatto il primo appunto nel 19, 3 ne abbiamo fatti nel 20 in periodo pandemia, con tutte le precauzioni ovviamente, 2 ne abbiamo fatti nel 21 e quest'anno ne abbiamo fatto uno. Che cosa rappresenta questo presepe? Cosa presenta? Dove siamo? È storico, è palestinese. Non c'entra niente col popolare, il popolare è praticamente delle nostre zone. No, ogni zona, ogni regione poi ha il suo presepio, la sua caratteristica, come quelle che ci sono in montagna che hanno la loro caratteristica. Questo proprio è la natività dove è nato Gesù. Dov'è il microfono? Vediamo, eccoci qua. Allora, partiamo da quel signore, eccolo qua. Premariacco. Vai, vai, allora devi solo alzarti, Premariacco si alzi in piedi così vi inquadriamo meglio, grazie. Sì, ecco, andiamo da questa parte e parla lei, perché parla lei? È la vocalist, no, del gruppo, sì, la vocalist. Allora, noi abbiamo delle immagini tantissime e quindi ve le proponiamo così a rotazione. Ecco, Premariacco quanti presepi sta ospitando in questo momento? Quest'anno ospitiamo 130 presepi, intendo per presepi anche quadri, opere d'arte moderna, eccetera. Comunque 130 lavori. Dove? Sì. Nell'antica chiesa di San Silvestro, che è la storica sede della rassegna Natale a Premariacco. Ecco, 130 realizzati da chi? Da gente di Ma sono friulani, sono veneti, un po' dappertutto, insomma, sì. Ecco, fra poco dovremo vedere anche molte sì, alcune immagini, sì. Immagini che il buon sì. De Lucchi ci ha fatto pervenire. Alle sue spalle chi c'è? Chi troviamo? Qui è il mio gruppo abbiamo Marco, Giuliano e Fausto, manca un'altra persona che è Walter, che non ha potuto partecipare stasera, e io. Praticamente noi, questo piccolo gruppo, riusciamo a fare tutto il lavoro di Premariacco. Sono 10 anni che lo facciamo, siamo però all'8ª rassegna perché ci siamo fermati per il Covid per 2 anni. Quest'anno siamo ripartiti alla grande, diciamo alla grande perché eravamo un pochino scettici se iniziare o no, perché tanti presepisti, pensavo, non avrebbero più partecipato, invece abbiamo avuto un enorme successo, talmente tanto che ho dovuto mandare indietro purtroppo parecchie persone. Fin quando si può visitare? Tutti i giorni, da questa settimana tutti i giorni, dalle 2:30, dalle 14:30 alle 19:30, poi se c'è gente noi di sicuro non chiudiamo. Avevamo stabilito di chiudere la rassegna l'8 gennaio, ma vista la grande affluenza abbiamo pensato di fare anche il successivo weekend, quindi 14 e 15 gennaio. E questa signora da dove arriva? Lei può stare seduta, signora, che tanto... Prego. Moggio Udinese. Moggio? Sì. E che cosa troviamo a Moggio? Noi abbiamo un concorso presepi da 25 anni, quest'anno compiamo appunto il 25esimo anno di attività con questo concorso, abbiamo 80 opere in concorso e altre 26 sparse nel territorio, tra cui anche dei presepi in alta quota. E sulla Mont di Montigel abbiamo un presepe, li abbiamo dislocati nelle frazioni di Moggio, nei cortili e nei balconi. Mi torni a dire la Mont? Di Montigel. E dov'è?
E in pratica è un bellissimo sentiero che si percorre da Moggio Alto, un sentiero panoramico che si fa anche in questa stagione e dà la visione completa di Moggio dall'alto. È un percorso facile, in 40 minuti si può vedere questo presepe, che è stato fatto da bambini oltretutto. Da bambini? Sì. Noi ospitiamo le opere di artisti, di hobbisti e di bambini, tra cui ha vinto un bambino di Pasian di Prato, Francesco Miotti, e abbiamo invitato anche la sua scuola a vedere i presepi, e poi avremo ospiti perché collaboriamo appunto da 25 anni con l'associazione Insieme Si Può di Reana, perché noi siamo aperti a un discorso sociale, ospitiamo anche i diurni, e quest'anno grazie ad Emanuela Riccioni abbiamo anche un presepe realizzato da una ragazza vedente, quindi siamo aperti a queste situazioni. Abbiamo dei presepi in chiesa e anche nel monastero delle Suore Clarisse. Ecco, quindi state vedendo le immagini che scorrono. Qualche anno fa si diceva che insomma, il presepe era in pericolo. Mi sembra di capire invece che c'è una gran voglia di presepe in giro per il Friuli. Sì, è solo in pericolo perché diciamo, i bambini lo fanno fino a quando sono a scuola, poi da grandi, se non coltivati, non producono presepi. L'età purtroppo dei presepisti originali si sta alzando, stanno diventando sempre più anziani, e con il Covid, dicevamo proprio con di Premariaco, noi fra i nostri contatti abbiamo perso 20 presepisti, quindi è questo il problema dei presepisti del Friuli Venezia Giulia. Allora adesso, come vuole la tradizione, da qualche puntata lancio degli appelli su Facebook e ringraziando Dio voi li raccogliete, e vi avevo chiesto di mandarmi delle immagini dei vostri piatti di Natale o di gruppi organizzati durante queste feste. Ebbene, il nostro regista Francesco Snidero le ha racchiuse così. E vedo che cominciate già a reagire, ovviamente in positivo. Complimenti e un saluto speciale a Rosi e Gabriele da Daniela e Danilo di Orsaria. E qua poi mandate delle foto, ma non possiamo mandarle direttamente da display. Un saluto alla ginnasta Angelica che da tutti i suoi fans che la seguono da casa, la sua numerosa famiglia di 8 cugini e 6 zie, la nonna Maria. Chi è Angelica? Sei tu? Vieni un attimo per educazione, il microfono è da quella parte. Così cominciamo a dire perché siete qua. Quant'è che coltivi questa passione, Angelica? Sono 11 anni quest'anno e è la nonna paterna che mi ha salutato insieme a tutta la famiglia di mio padre. Sì. Siamo abbastanza numerosi. E niente, Buonasera a voi tutti, intanto io ti interrompo. Buone feste per Renda e Fortuna, che domani per qualche giorno vado al sud dove c'è, viva Dio, un sole bello. Qua non se ne può più di questa super cragna, scrivono, ma io se non sono parolacce, insomma, che fa, e basta, mamma mia, che tortura senza fine, mandi è meglio il freddo secco con -5. Questo è un meteorologo evidentemente mancato. E quindi tu mi dicevi hai cominciato quanti anni, Angelica? 5 anni. 5 anni. Cosa sai fare? Vuoi un po' di intrattenimento dei nostri amici? Fatemi qualcosa, magari un jingle bell così improvvisato. Lucidi.
Presidente, no, puoi star lì. Posso stare qua? E chi sono questi ragazzini? Diciamo, sono alcuni dei 350 ragazzi che si allenano alla SMAL. SMAL è l'acronimo di Santa Maria di Lestizza, è un'associazione sportiva che ha radici profonde nel secondo dopoguerra e negli anni '80 da polisportiva ha cominciato a coltivare la passione per la ginnastica artistica e da allora non ci siamo più fermati. Ecco, ti chiederei di magari fammi alzare i ragazzini, vediamo delle... Certo. La dirigente Susi. Giusy. Ti faccio alzare uno per volta? Sì, sì. Ok, allora inizi tu. Allora, qui abbiamo Giacomo che ci farà vedere una verticale svizzera. Cosa fai? Giusy, scusa, perché si chiama verticale svizzera? Beh, perché ogni elemento ha un nome particolare. In questo caso si chiama verticale svizzera perché... Diciamo, in genere ogni elemento ha un nome particolare e in molti casi ha il nome anche dell'atleta, del ginnasta che lo ha inventato. Di verticali ce ne sono diversi tipi, in questo caso era svizzera, ci sono verticali di forza, verticali normali, eccetera, eccetera. Insomma. Adesso qui abbiamo Santiago, anche lui farà una verticale. Verticale normale. Verticale, normale. In questo caso non è svizzera. Col cappellino, non so. Qui invece abbiamo Eva che ci farà una spaccata. Wow! Cappello! Sì, tu cosa devi fare? Panino. Ok. Qui abbiamo Matilde che farà un panino. Un panino? Un panino. Beh, vista l'ora. Vista l'ora, questo è panino. Tu cosa fai? Verticale cambio. Ok. Poi abbiamo Eva che farà una verticale mezzo giro. Sorride Eva. Guarda che contenta che di fare mezzo giro. Mezzo giro. Linda che fa una ruota senza. E invece qui abbiamo Linda che farà una ruota senza e capirete perché. Ok. Qui invece c'è Luca che ci eseguirà dei mulinelli. Già fatto. E salutiamo la nonna Daria perché tutto nasce da quel ragazzino lì. Salutiamo quindi, sì, grazie. Nonna Luca, Daria. Nonna Daria, salutiamo nonna Daria. Angelica prima ha eseguito un flick, e invece adesso vediamo Brenda che farà un enjambé cambio. E terminiamo con Daniel, che è l'atleta più vecchio, tra virgolette, della società sportiva. Ha iniziato quando Come aveva si 4 chiama? anni. Daniel Zanello. Tu sei appena uscito dalla casa di riposo. Vai, Ha dai. iniziato a 4 anni, adesso ne ha 19 e farà un salto dietro. Scusami Daniel, vieni un attimo, scusa. Mi è piaciuto tanto. Mi lanci la pubblicità un attimo? Io arrivo lì col microfono, rifammelo sto gesto. Che dobbiamo... Dove andiamo, Daniel? In pubblicità. Carissimo. Eccoci. Allora, dicevamo, e abbiamo anche delle immagini, ovviamente sono a tema, grandi soddisfazioni nell'ultima uscita. Assolutamente. Diciamo che la SMAL è partita come una classica associazione di paese, poi via via con gli anni il vivaio è aumentato sempre più e di conseguenza noi dirigenti abbiamo deciso di premiare gli atleti che appunto hanno questo talento, no? Era un po' un peccato vederli così sprecati o vederli andare magari in altri posti. Di conseguenza 7 anni fa abbiamo cominciato con l'agonismo, quello dell'alta specializzazione, diciamo si chiama gold in gergo, c'è il silver e c'è poi il gold che è più alto. E quindi 7 anni fa abbiamo
costruito questa prima squadra di piccoli che adesso ormai sono quasi, anzi sono diciottenni, sono maggiorenni, e ci hanno dato da 7 anni a questa parte una soddisfazione dietro l'altra. Le ultime, in particolare gli ultimi 2 anni, sono stati particolarmente buoni. Abbiamo avuto un terzo posto alla Coppa Campioni di Daniel, appunto, che l'abbiamo visto. Lui è anche vice campione alle Parallele del 2018, ma quest'anno ai campionati italiani individuali che si sono appena conclusi a Fermo abbiamo avuto 2 campioni nazionali e questi fate conto che si confrontavano con gli atleti della nazionale proprio, e quindi per noi l'Estizza riuscire a primeggiare a livello italiano contro Milano, Roma, ma anche tutte le squadre qui della regione è stato veramente una grande soddisfazione. Dunque 2 campioni italiani, uno è Daniel, l'altro è Davide Freschi, che per purtroppo avere ragione di studio non è possibile, non abbiamo potuto avere tanti ragazzi qui, e poi la soddisfazione è doppia, perché non solo portano a casa tanti risultati meritatamente, ma lo fanno anche purtroppo in una palestra che non è una palestra di ginnastica, è una piccola palestra dove si possono fare poche cose. La palestra di ginnastica richiede delle attrezzature particolari che in questo momento non abbiamo. Ecco, quindi possiamo dire che sotto l'albero la vostra associazione vorrebbe trovare... Sarebbe bellissimo. Diciamo che abbiamo 2 angeli custodi, non lo so, speriamo che sono venuti a trovarci nei giorni passati dalla regione, hanno visto un po' le condizioni in cui ci troviamo, mi riferisco al consigliere regionale Mauro Bordin e anche l'assessore per Paolo Roberti, hanno visto un po' appunto le condizioni in cui si allenano questi ragazzi. Teniamo presente che questi ragazzi si allenano 4 ore al giorno dal lunedì al sabato. Molto spesso hanno anche i libri in palestra e veramente diciamo che c'è una già passione incredibile. E la struttura è un po' sotto sforzo. E la struttura è sotto sforzo sia come capacità di poter fare queste evoluzioni, questi allenamenti, e anche come numeri, perché adesso molti vengono anche dalle città, vengono da diversi posti, da Lignano, da Portogruaro, e siamo appunto sempre in crescita. Quello che vediamo è Daniel nel video a Fermo, ecco, qui si è preso un terzo posto nazionale. E questo che ride chi è? Quello che abbiamo visto prima nelle immagini? Mi è sfuggito, credo fosse... Il secondo, guarda. Il secondo, Santiago allora. Giusy, ma chi sono più elastici, i maschietti o le femminucce? Ma non c'è una grande differenza, in realtà la ginnastica artistica è bellissima perché secondo me sia maschi che femmine possono esprimere al massimo le loro potenzialità fisiche. È uno sport per tutti e ci tengo a sottolineare che è uno sport veramente impegnativo, come diceva Paolo, si allenano 4 ore al giorno tutti i giorni per ottenere dei risultati che poi insomma noi quest'anno li abbiamo avuti, ma è uno sport impegnativo e bellissimo, ragazzi e ragazze si impegnano allo stesso modo e vanno premiati, assolutamente sì. Andiamo con, scusa se stacco da te, con un brano che devo dire è particolarmente interessante. Presentalo tu, il 4. Prova maestra. Non credo, perché io non sono neanche non friulana. Non importa, quindi... Si legge questa? Ioi. Ioi, sì. Ioi e plene di pedoi. Bravissimo.
saluto a Santiago Super Santi, amici Diego, Leo e Ombretta. Santiago Milan, ginnastica Lestizza. Francesco Miotti, il bimbo nominato dalla signora di Moggio è di Colugna e non di Pasian di Prato. Chiediamo scusa, diremo 3 Ave Marie. Buonasera, al tipo cal partis pal sud digi di restà là e no tornà. Guarda che bello, è Natale, è bellissimo. Buon anno a tutti, mandi Marco da Glemone. No, dovrebbe tornare, spero che torni, perché deve rimanere al sud, che vada su e giù. Buonasera, complimenti a tutti i presepisti, complimenti anche ai ragazzi di Santa Maria di Lestizza, Sandro da Pignano, complimenti anche al trio. Un saluto ai fratelli Luigino e Roberto Squalizza da Alessandro di Pagnacco. Tantissimi complimenti alle 2 amiche bravissime, Graziella e Giuliana da Daniele di Palazzolo. Con cosa andiamo, amico inglese? Andiamo con la... Santa Madonna, cosa ha detto? La pompa della bicicletta, e questo è un altro grande momento di televisione. Andiamo. Organetto in Fa, Giusy, organetto in Fa, pompa di bicicletta. Adesso lei capirà perché. Ah, che è per questo. Credo che se il nostro amico inglese va a fare una spirometria, cioè questo ha fiato, poi a un certo punto, adesso beve, per forza, adesso beve. Buonasera qui Fra Oreste, ti salutiamo da Gorizia. Se posso, visto che sto vedendo la diretta, vorrei fare un saluto al grande Claudio De Lucchi, al signora Graziella e collaboratore per la bella mostra Premariacco, alla signora Giuliana di Moggio. Le mostre mancavano e con questo buon inizio speriamo che qualcuno si avvicini sempre di più al mondo dei presepi. Buon tutto e ogni bene. Fra Oreste Franzetti, ovviamente ti salutiamo, ci siamo visti l'anno scorso a Castelmonte perché l'uomo fa la spola, poi abbiamo avuto un tè con il padre Priore che è stato meraviglioso, non vedo l'ora di tornarci lassù in quell'ambiente caldissimo, quindi è pregno di fede, quindi ti saluto con il metodo francescano, pace e bene, pace e bene. Dov'è Daniel? Daniel, dai, che ho bisogno di lanciare quella roba là, ma fammi qualcosa. Oh, aspetta Daniel, vuoi anche l'accompagnamento di... magari, se me lo sentivo. Saluti a tutti i miei amici della SMAL, in particolare a mia sorella Brenda e al mio amico Daniel. Melanie, chi è Melanie? È la sua sorellina. Quanti anni ha la sua sorellina? 3. 3.
creatura. Melanie, era lì che aspettava. Un saluto speciale a Matilde Zinzone. Chi è la Zinzone? Vieni Zinzone. Della SMAL Santa Maria della Stizza da parte dei suoi compagni della seconda B primaria di Lestizza. Vogliamo salutarli? Non ti va tanto? Li saluto io? Bene. Se non vuol salutarvi, devo farlo io. Seconda B? Puoi dire solo tanti saluti alla seconda B? Tanti saluti alla seconda B. Complimenti ai suonatori e all'ottimo panino di Matilde. Un saluto dalla zia Anna. Chi è Matilde? Sei sempre tu. Cioè, qua sono solo per... Dovresti sorridere però un pochino, creatura. Qua, vedi, ci stanno bombardando. Qua arrivano per davvero i messaggi. Mandi a tutti, auguroni e tutti i complimenti alla trasmissione. Mauro da Ovaro. Forza Smal, un saluto a Brenda da Francesca. Brenda. Dov'è Brenda? Là, grazie. Puoi accomodarti, fammi un sorriso se riesci. Tesoro, grazie. La posa nuova, quale potrebbe essere, Daniel, adesso? Cosa ci potresti far vedere? Non so, una verticale di forza. Verticale, hai bisogno di quanto tempo? 2 secondi. Sì. Allora, cominciamo con l'accompagnamento, ragazzi, perché 2 dai, secondi... Così un po'... Fammi una doppietta, allora, la verticale, poi qualcos'altro, perché sennò che cosa inizio a far suonare, capisci? Va bene. Prego, fai quello che ti senti, caro. Quella di prima. Bellissimo. Lo metto un po' sotto sforzo. Daniel, camminiamo. Dove andiamo adesso? Camminando? Alla pubblicità? Andiamo di là allora? Sì, andiamo verso di là. di là, verso di Perfetto. là, va A tra bene. poco, tra poco. Bene. Vedo che avete i polpastrelli caldi. Un saluto alla nostra atleta preferita Eva Gomba, dalla nonna e dagli zii. Siete bravissimi. Eva Gomba dov'è? Vieni Eva. Tanti saluti a Eva Fritz. Dov'è la Eva Fritz? Vieni Eva Fritz, vieni. Tanto... Bravissimi tutti, soprattutto Luca e Daniel da parte... Riviodisi. Aspetta. Da parte di... bravi tutti, soprattutto Luca e... vedi, qua arrivano da tutte le parti. Luca e Daniel da parte di Tiago Grande Smal. Allora, un saluto alla bravissima e bellissima Brenda, da Giulia, Gaia, Fede e Lu. Eccole qua. Qua firmatevi però. Un saluto da parte di Davide da Bertiolo per Luca, che io conosco molto bene. Ciao Luca, buonasera. Dov'è Luca? Caro Luca. Ciao Eva, saluti da Clarissa e una bussata al presentatore da Diana. Ciao Diana, qua secondo me siamo alle Stizza. Un saluto a tutti i ragazzi, in particolare a Daniel, Crystal e Roberta. Un saluto a Eva Fritz. Dov'è Eva Fritz? Sì, Eva Fritz. Guarda che sorriso. Un abbraccio ad Angelica, Daniel e Linda e anche alla mia bellissima e bravissima Brendina. Siete fantastici. Oara. Chi è Oara? Non c'è. È una ragazza che fa ginnastica. Potete accomodarvi, bambine, grazie. E noi adesso possiamo andare. Un saluto a tutti i ragazzi, bravissimi musicisti, un saluto a tutti i ragazzi della SMAL, un particolare saluto al mio fratellino Giacomo da parte di Virgi, nonna, zia e Samu. Andiamo con il terzo brano, però prima vorrei lanciare il quiz della serata. Dovete dirci dove siamo, che campanile è. Intanto io leggo un saluto a Eva Gomba, alla sua amica Chloe. Un grande abbraccio al mio fratellone Daniel. Non hai idea di quanto sono orgogliosa di te, di tutti quanti gli atleti. La mamma e il papà ti abbracciano forte. Questa è una dichiarazione d'amore, eh? Beh, con quello, ma io Daniel vorrei coinvolgerlo ancora dopo. Un saluto ai miei genitori Paolo e Giusy, sono orgoglioso di voi, Lorenzo. Ah, ma voi siete...
Questa è una notizia. Cioè, sembravate due semplici dirigenti, staccati, invece professionali. Ma vi siete conosciuti sulle pertiche? No, noi non siamo ginnasti. No. Abbiamo un figlio che fa ginnastica, ma... E com'è nata questa cosa? Raccontatemi. Lo santo. Tra noi o con la ginnastica? Con me no. Ho l'amore per la ginnastica. Tra di noi ci siamo conosciuti sui banchi di scuola, diciamo così. Università. Ho capito. Voi sapete che io quando faccio queste domande termino sempre con una richiesta. Volete darvi un bacino? Perché la gente a casa ha bisogno di messaggi positivi. Vieni. E baciamoci. Quindi, ti è. Grazie. Sono tutti arrabbiati, incazzati. Diamo questi messaggi. Vero. Io, guarda, esagero. Sono d'accordo. Non esagero, sarebbe giusto. Allora, un saluto al dolce Giacomo, da Glauco, Elena e Lucia. Forse ho visto la punta di un campanile e io poi mi sono concentrato sulla coppia. Vediamo dove siamo. Diteci dov'è questo campanile e devo decidere ancora il premio. Quindi intanto vincete, poi vi farò sapere. Quindi intanto, ecco, per favore la soluzione datela 0432 573517. La coppia che arriva dalla destra a tagliamento ci fa sentire... che cos'è questo? Che brano è? È un valzer dell'organetto. Un valzer dell'organetto. E che strumento usiamo? Il martello. Prego. Andiamo. Allora, qui il display è tutto verde e io di questo vi ringrazio. Sapete che mi fa molto piacere ricevere i vostri messaggi da casa. Tanti saluti a voi preseppisti, Graziele Giuliano, e a tutti voi di Telefriuli, Renato da Remanzacco. Mandi Paroni, volevo salutare Luigino e Roberto, i suonatori, e i miei amici Fausto, Marco e Giuliano. E allora, poi un saluto a Santiago Milan e al suo papà orgoglioso. Abbiate pazienza, questo l'ho già letto. Buonasera, un saluto particolare a Santiago da parte di nonna Zen, bravi tutti e buon anno agli insegnanti e agli allievi. Un abbraccio grande a Eva Gomma, da Greta, Livia e Michele, bravissimi tutti i ragazzi di Small. E ancora, sì? Quando vuole la telefonata. Carissimo Snidero, e io la ricevo volentieri. Pronto? Pronto? Sono la signora Brumatti Maria Grazia. Pace e bene, signora. Vorrei dare la risposta del campanile. Ma lei da dove chiama? Da Lucinico. E quindi? Per me è Mortelliano. No. Da Lucinico, Gorizia.
No, so dov'è Lucinico, c'è anche un bel gruppo folcloristico, però ha sbagliato, signora. Sì, va bene, grazie. Grazie di aver chiamato. Complimenti agli splendidi atleti, in particolare al mitico Luca Santoli di Buia. Questo è per te e salutiamo i tuoi Santoli. Buonasera, volevo fare un saluto alla mia nipotina Brenda e Zico. Non credo che sia lui. Zico? Brenda? Chi è Zico? È tuo zio. Che si chiama Zico? Gran nome, Daniel. Un saluto grande ai miei amici della Small da Mattia Bertoli. Qua mi mandano la soluzione. Un saluto a tutti, soprattutto alla mia amica Zinzi Forza Small, Alessandro De Matteis. Allora, andiamo da quei signori, buonasera, che arrivano dalla bella Povoletto. Cosa succede nella vostra chiesa? Beh, io assieme a degli amici del presepe di Povoletto da alcuni anni, precisamente 15 anni, realizziamo e allestiamo presso la chiesa San Clemente un presepe abbastanza grande, circa 3 metri per 3 metri, con un diorama di un presepe palestinese, stile palestinese. Quest'anno abbiamo fatto una grotta all'interno del quale poi si intravede anche il mare e anche un bellissimo paesaggio, e con uno scenario, diciamo, che rappresenta un po' le varie fasi della giornata. Non usarmi il microfono come una palletta, perché sennò... Va bene. Ecco, te me lo fermo. E eravamo arrivati alla grotta. Alla grotta, appunto, abbiamo realizzato questa bellissima grotta, e attraverso la quale poi si vede il mare e anche un bellissimo paesaggio lungo lo sfondo, diciamo così. È visitabile fino al 29 gennaio, dalle 9, tutti i giorni dalle 9 alle 17, mentre nei festivi e prefestivi dalle 9 fino alle 19. E qui parliamo della chiesa di Povoletto. A fianco Chiesa a te chi c'è? È un collaboratore che insieme a altri 2 amici del presepe appunto realizziamo. Si chiama? Presentamelo tu. Io sono Bazzaroedi. E Io sono Fabrizio. Microfono? Fabrizio? No, arrivederci. Tu il microfono, se no non si amplifica. E quindi ti chiami? Io mi chiamo Fabrizio. Ma com'era il tuo primo presepe da piccolo? È abbastanza piccolo, sì. Com'era fatto? Dio, com'era fatto? Era fatto con la casetta e con tutti i componenti della Sacra Famiglia. Fatto con il muschio e tante piccole casette. Quindi metodo basico proprio. Sì. No? Complimenti a tutta. Come va De Lucchi l'operazione? Sì. Se dopo, se volete inquadrare dopo che facciamo vedere. No, ti inquadrano, guarda, sei già sotto controllo, non preoccuparti. Se sono sotto controllo, ok. Ti guardano dall'alto, guarda. Complimenti a tutta la società della Small, che sono fantastici, sono Matilde e Tami e anch'io mi alleno con loro. Un saluto alle mie maestre Gaia e Giorgia, un saluto a questi super atleti che ci regalano sempre grandi emozioni, forza Small. Complimenti ai ragazzi della scuola di Lestizza, un bacione a Eva Fritz da parte della Mima. Chi c'è a casa? Pronto? Buonasera. Buonasera. Mi chiamo Daniela da Udine. Ecco signora, ci dica dov'è questo benedetto campanile? Secondo me è Vissandone di Basiliano. Vediamo cosa mi dice la regia. No. Signora, grazie e buon anno. Grazie a lei. Un saluto a Giacomo da parte di Emily, Ellison, Cecilia e Rosetta. Un saluto a tutti i ragazzi da Denise e Nicole. Vediamo se... Ecco, vi stiamo dando un aiutino. Lì è 12:30, è un'immagine in repertorio. Un saluto a Eva e mamma Paolala da Vuerche. Salutiamo. Un saluto speciale a Giacomo da Stella e Mattia. Qualcuno mi scrive Marano Lagunare. È giusto o no, Francesco? No. Perentorio, buonasera, vorrei chiedere se Angelica può fare un altro elemento perché mi sembra davvero brava. Angelica? Non so chi lo scrive, però inventati qualcosa. Daniel, vuoi aiutarla? Il campanile, quello di Marano, invece no. Vai, col fisico che vi ritrovate potete fare quello che volete, cari. Quindi...
Se riesci prima delle 10:30, caro. Un caro saluto a Linda della Smal di Lestizza, dalla bisnonna Anita, che è la sua prima tifosa e dalla sua famiglia. Complimenti a tutti i ragazzi per la tenacia che dimostrano ogni giorno. Un saluto a Daniel Zanello, ditegli di ridere di meno che è in diretta. Bye, tu mostri la faccia, qua scrivono SD. SD, ci sono solo le iniziali. Boh. Saluti a Giacomo della Smola, ai suonatori Gli Squali, da Arturo di Flumignano. Salutiamo, ciao a tutti, la Smol, e a Eva da Gemma. Il campanile è quello di Pasian di Prato, Snidero? No. Niente da fare. E adesso dovremmo andare in pubblicità, però ti ho fatto appena intervenire. Andiamo in pubblicità e poi torniamo qua perché devo mostrarvi 2 filmati. Uno che ci porta dritti dritti a Sant'Osvaldo. A tra poco. Bene, e prima di un brano del duo Squalizza vorrei mandarvi ancora una clippina preparata dal nostro Snidero che ci porta a Magnano in Riviera e a Mels di Colloredo di Montalbano. Il tema è sempre lui, il Natale. Eccoci qua, quindi grazie anche a chi ci ha inviato le immagini da queste 2 località. Mi dicono che abbiamo ancora una telefonata. Pronto? Pronto? Buonasera, dove ci chiama? Da Gradisca di Sonso. Buonasera. Buonasera. E auguri. Come si chiama lei? Altrettanto lei. Io sono Leo di Gradisca. Leo, ci dica dov'è sto campanile. A Gradisca. Gradisca? Sì. Aspetti che devo sempre fare la verifica. No, non è Gradisca. Non è Gradisca. Niente da fare. Mi dispiace. Buon anno, Complimenti, buon anno a lei. Grazie, grazie, continui a seguirci. Qui intanto state continuando veramente c'è, dopo ne leggerò un pochi. Mi scrivono Pantianicco, Snidero. No, non è Pantianicco. Non è Pantianicco, perfetto. Un caro saluto e buon anno a tutto lo Scrigno, in particolare alla Rosi e Gabriele Orietta da Cassacco.
E ancora il campanile è di... no, però devo ricevere le telefonate da casa, che sennò avete scritto almeno 12 messaggi solo sui campanili. Vabbè. Quindi, allora io vorrei andare dal signore di Butrio un attimo. Buonasera. Buonasera. Allora, poi noi abbiamo delle immagini che manderemo mentre questi due amici suonano. E invece a Butrio il presepe come è rappresentato? Quest'anno i presepi a Butrio, nel giro presepi, ci sono 50 realizzazioni nelle case private oppure nelle vetrine dei negozi allestiti dai paesani. Io ho alcuna realizzazione nei negozi che sono graditi. Senta, che materiale ha utilizzato? Io uso il polistirene, come adesso dalla scuola del maestro Claudio, ma ci sono in ogni genere di presepe, perché negli allestimenti delle case private si può vedere quello tradizionale, quello costruito anche dai bambini, come all'esterno della parrocchiale e anche delle scuole. Noi stiamo mandando in questo momento le immagini dei laboratori, poi ho visto anche un convegno a Grado. No, a Grado abbiamo fatto il 6° convegno regionale dei presepisti, dopo 3 anni di assenza per il Covid. Questo qua invece sono i corsi che abbiamo fatto a Villa Manin, questo qua è il terzo, quello con gli ulivi, che sarebbero queste 2 piante, una sulla sinistra vostra e una sulla destra. Senti, quanta voglia c'è di imparare a fare il presepe? Allora, segnaliamo che De Lucchi ha dimenticato gli occhiali a casa. Sì, esatto. Allora, i corsi nascono perché abbiamo un bisogno assoluto di nuove generazioni. E questi ultimi 3 anni io sono rimasto indietro perché i nostri 8 colleghi ero rimasto a 8 che sono mancati, invece da quello che sappiamo sono andati a 22 in questi 3 anni. Siamo rimasti noi di una certa età a farli. Allora i corsi sono nati appunto per cercare di tirare su i giovani. Non parlo di scolaresche, perché purtroppo gli attrezzi, come sto usando io, sono molto taglienti. Parliamo di bistro, i cutter, questi attrezzi qua. Per cui i corsi vengono fatti dai 18 anni, cioè dai maggiorenni in su. Ne abbiamo avuto di giovani, quindi la voglia c'è, perché poi queste costruzioni non sono le costruzioni classiche di un tempo, sono fatte tipo modellismo. Per cui poi questa tecnica qua la possono portare sia sui modelli dei trenini o sui soldatini o tutti questi discorsi qui. Torno dal signore di Butrio. Senta, ma facciamo un passo indietro negli anni. Ma a casa sua il presepe dove si faceva? Dentro o fuori? È sempre stato fatto dentro, quando ho cominciato a farlo da quando avevo i figli piccoli, i bambini, e dopo è sempre stato rinnovato, fatto in maniera un po', una volta con i ciocchi di legno, una volta con le casette fatte, la capanna fatta in un modo, in un altro, e adesso siamo passati allo stile palestinese, oppure sì, con il polistirene. Allora, mi dicono che ho una telefonata, pronto? Pronto, buonasera, sono Arturo di Flumignano. Arturo. Ciao, buonasera. Cosa hai mangiato a Natale? Ho mangiato un po' un massa, per dire la verità. Ti sento un po' appesantito. Sì. Senti. Si mangia massa a Natale, veramente. Fortuna che il Signore nasce a Natale e si mangia. Al Mora Pasqua e si mangia. Sì. Se si maritava, troppo mangiavi. Sì, se facevamo anche il matrimonio, sì, giustamente, caro. Senti, tu chiami per dirci dov'è sto benedetto campanile? Pensavo che fosse quel di Messi, quello re di Montalbán, ma non so se indovinava. Aspetta. Caro Snidero? No. No. Amico di Flumignano, ti devo salutare.
Va bene, mandi a tutti. Ciao e auguri. Saluti. Ciao, Buon 2023. Allora, e adesso è il momento di... Cosa abbiamo detto che suoniamo? 8 stelle. 8 stelle. È 8 stelle. Grazie. Un saluto ai due super suonatori Luigino e Roberto, sempre a manette, Francesco Miscoria. Buonasera, un gran saluto ai fratelli Squalizza dal Giovin Alex di Castions di Strada. Un saluto al mitico maestro De Lucchi, a Edi, Patrizia e Vittorino. Un saluto a tutti da Esther, vi sto guardando da Madrid, quindi qui evidentemente il segnale via internet funziona, quindi www.telefriuli.it. Un saluto a tutti i ragazzi dalla SMAL, soprattutto la mia sorellina Angelica da Martina. Un saluto alla SMAL ancora, in particolare a Matilde, la mamma, papà e la sorellina Sofia. Il campanile dovrebbe essere quello di Cuccana da Dorino. Non è Cuccana, no? No. C'è un saluto particolare a Linda da Daniela da Santa Maria. E ancora... Pronto? Buonasera. Sì, pronto? Signora, dove ci chiama? Diana da Galleriano. La Diana. E quindi cosa vogliamo fare? Aquileia. No. Dura stasera, Diana? Niente da fare. Dura, sì. Grazie per aver chiamato. Ciao. Ciao, ciao. Allora, il campanile di Aquileia, qui continuano a scrivermi Aquileia, il campanile, ma no, dovete ragazzi telefonare, non mandare messaggi. Un saluto alla bellissima Brenda dalla nonna Silvana. Ciao Matilde, sei bravissima anche nel panino. Saluta anche la seconda A, un bacio da Lea. E adesso si stanno scatenando con il campanile, ma dovete telefonare. Il campanile è quello di Mels, no. Un saluto agli atleti della SMAL, Valeria e Alba. Un saluto alla mia Brenduzze e ad Angelica. Sono fiera di voi, da Linda. Noi, Daniele o Daniel? Fammi... Ancora, carissimo. Pronto? Pronto? Buonasera. Signora, da dove ci chiama? Chiamo da Chalmasson. Sono Roberta. Buonasera Roberta. E quindi? E quindi il campanile di Lavariano? No. No. Noi di fa. Noi di fa, signore. Buon Natale. Dove va l'ultimo della... Altrettanto. Dove va? Sono Daniel lì. Guardi, le faccio fare una cosa che sa fare molto bene. Daniel, vieni. Come si chiama, signor? Dai, un'esibizione. Come si chiama? Roberta. La Roberta. Fai qualcosa per Roberta. Faccio di nuovo... Fallo. Andrai a casa stanco stasera, caro. Tiè. Vai, fane una anche tu, dai. Io? Sì, vai, no, fai quello che sai fare. Quella che hai fatto prima, dai. Pubblicità. Grazie. Eccoci qui.
Stasera mi piacete più del solito perché state inseguendo la soluzione. Vediamo se riusciamo a beccarlo il campanile, anche perché non so ancora cosa vincete, quindi mi fa piacere che non avete l'obiettivo solo di indovinare, non di portarvi a casa un premio. Pronto? Pronto, buonasera. E lei da dove ci chiama? Da Castiano di Strada. Bene. Sono il papà di una bambina della SMAL. Ah, perfetto, quindi lei non chiama per il quiz ma per salutare sua figlia. No, mia figlia ce l'ho qui, chiamo per il quiz, per indovinare il campanile. Dov'è? Il campanile è quello di Variano, dico giusto? Dici sbagliato, carissimo. No. Ah, che peccato. Buone feste. Anche a lei, saluti a tutti voi. Arrivederci, Saluti. arrivederci. Allora, io direi di andare con una clippina che ci parla di quello che hanno combinato a Sant'Osvaldo. E allora Loredana, prima della Presidente dell'organizzazione 5 agosto, Sant'Osvaldo, una telefonata. Pronto? Buongiorno, chiamo da Ribis, sono Stefano Di Maurizio. Buonasera. Il campanile è quello di Passons? No. Ok, grazie. Buon anno, eh? Buon anno anche a lei. Buon anno. Loredana, finalmente riusciamo a parlare. Buonasera. Tu sai dov'è il campanile? No. No. Hai la stessa cadenza del mio regista. No. E quindi che cos'è? Che cosa mi rappresenta? Noi siamo un'organizzazione... Bello però, perché non associazioni? Fammi fare il giornalista. Perché dopo il riordino del terzo settore siamo diventati organizzazione di volontariato e non più associazione. Senti, le immagini che abbiamo visto prima nella clippina da 1 minuto e rotti, che cos'è? Abbiamo visto tanti cognomi, tante famiglie. Sono i presepi che sono stati esposti nel nostro quartiere. È un'iniziativa che noi abbiamo da 3 anni, nata in periodo Covid nel 2020, proprio per incentivare la mobilità della nostra comunità, in quanto i presepi erano tutti esterni allora. E quindi le persone potevano muoversi con tranquillità e in sicurezza e guardavano e potevano ammirare queste opere che erano state esposte. Poi con gli anni siamo cresciuti molto di numero fino ad arrivare a quest'anno che siamo quasi 30 presepi esposti. Ecco, quindi chi arriva a Sant'Osvaldo come vi individua? I presepi sono esposti nel quartiere San Paolo e San Osvaldo, nei quartieri, e abbiamo dei volantini, siamo presenti su Facebook con tutte le stazioni che ci sono e i vari artisti ovviamente menzionati. Presidente, alla tua destra c'è il segretario. Sì. Massimo Calosi, il nostro segretario. E alla tua sinistra? Alla sinistra abbiamo
Alessio Caruso, che è uno dei ragazzi dell'oratorio, perché la nostra è un'associazione, no, è un'organizzazione. Attenzione! Sì, siamo giovani come nuovo nome. E quindi abbiamo chiesto anche collaborazione ad altre realtà sociali che ci sono nel quartiere, e quindi la scuola elementare Silvio Pellico, l'oratorio di cui qui abbiamo un rappresentante con l'animatrice, e poi abbiamo anche avuto molte partecipazioni esterne, e quest'anno abbiamo dovuto chiedere anche ospitalità nei negozi, dai negozianti, perché non era più possibile trovare posti sicuri esternamente. Poi abbiamo altre 2 persone alle tue spalle, come 2 corazzieri vegliano su di te. Chi Abbiamo la vice curatrice della mostra, perché Laura è la spalla della nostra socia Flavia Della Rovere, che purtroppo stasera non è potuta intervenire, e che è quella che si occupa praticamente di tutto ciò che la nostra associazione fa di artistico. E poi abbiamo alle tue spalle Esther, che è una nuova socia e che collabora con noi da poco tempo, ma è diventata molto importante per noi. Invece dall'altro lato ci sono altri 2 grifoni. Sì, sono gli unici purtroppo presepisti che abbiamo potuto portare qui stasera, perché il periodo invoglia ad andare un po' fuori, per cui abbiamo il signor Pieruzzo e il signor Gemetti, 2 artisti a tutto tondo, veramente bravissimi. Vediamo la telefonata, pronto? Sì, pronto? Buonasera. Buonasera. Potrebbe essere il campanile di Cervignano del Friuli? No. Sì. Pronto? Sì, io le dico sì, ma no, praticamente non è okay. Non è Cervignano. Non è, cioè lei è, devo dire la verità, quello che in questo momento si è avvicinato di più all'obiettivo, però siamo ancora lontani. Ok, la ringrazio. Senta, e l'ultimo che cosa fa? Ma l'ultimo purtroppo sono di turno e quindi lavoro. Se non sono indiscreto, che lavoro fa? Vigili del fuoco. Vi facciamo un applauso. Senta, ma lei fa il vigile del fuoco nel glorioso distaccamento di Cervignano o da un'altra parte? No, esattamente, in provincia di Gorizia. In provincia di Gorizia, perfetto. Saluti i tuoi suoi colleghi e li ringrazi. Anche quelli di Udine, arrivederci. Assolutamente sì. Grazie e arrivederci. 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 Allora andiamo con, adesso ho il brano da sta parte, Vitina Crozza, qua dominano la scena i 2 organetti.
Ancora una telefonata. Pronto? Pronto? Buonasera. Sono da Roseto. Da dove ci chiama? Da Roseto. Ah, benissimo. E dove siamo? Dov'è il campanile? Ragogna. No. Cioè, veramente è difficilissimo. Senta, grazie per aver chiamato. Non è là. Eh no, le direi sì volentieri, ma non è là. Ma se io ho visto su una foto uguale di quel campanile là, si situa a Ragogna. Guardi, no. Guardi, le stiamo facendo rivedere, è sempre mezzogiorno e mezzo, ma non è Ragogna. Va bene, grazie. Grazie per aver chiamato. Noi adesso andiamo, Daniel, dove andiamo? Vieni, non ti faccio fare... Dov'è il microfono? Un attimo. Grazie, che poi torniamo a Sant'Osvaldo. Senti, ma tu sei un ragazzo positivo, si vede? Sì. Sì. Tu hai iniziato quando? A 4 anni. A 4 anni. Ma chi è che ti ha spinto? Diciamo che ero un bambino molto vivace da piccolo. Quindi dovevi sfogare energie. Esatto, insomma. e i miei genitori mi hanno portato in palestra e E lì ti hanno chiuso? sempre, e lì sì. Infatti diciamo che mi supportano molto i miei genitori, infatti li ringrazio. Senti, l'amorosa? Amorosa non c'è ancora. Perché me lo dici ridendo? Sei contento di non averla, eh? Sì, dai. Sì, dai. Sì, perché così hai più spazi per poter... Sì, no? sì, Certo, esatto. sì. Lanciamela, va. Pubblicità. Bravissimo. Eccoci. Allora diciamo che sono circondato, qua scrivono Orietta dice campanile di Bueris, non è quello di Bueris. Un saluto ai due fratelli Squalizza, sono Antonio Instancabili da Alessandro di Orsaria, buone feste. Qualcuno scrive San Daniele o Collina di Forni a Voltri, direi proprio di no. Campanile Merete di Tomba non è, il campanile può essere quello di Bertiolo, sono Maristella da Flumignano, negativo. Campanile di Pignano no. Il campanile di Mels abbiamo detto di no. Forza Smal, ciao Luca e ciao Eva, Silvia da Bertiolo. Campanile di Grado direi di no. Il campanile qui l'avevate indovinato, ma dovete telefonarci. Ciao a tutti, volevo fare un augurio speciale a tutti i colleghi operatori sanitari, in modo particolare ai colleghi della chirurgia di Spilimbergo, li salutiamo volentieri. Grazie da Letizia di Bonzicco. Un saluto a Miss Samantha, ci vediamo nei prossimi giorni per un brindisi e un cruciverba. Gabriele, Erika e Elenoir. Ciao a tutti i miei amici di Sant'Osvaldo da Flavia. Vediamo, un saluto a tutti gli atleti della SMAL da Gaia e Niki, orgogliosi di far parte di questa squadra. E qua mi scrivono addirittura di far lanciare la prossima pubblicità da Angelica, peccato che questa è l'ultima parte e quindi ci sarà un'altra volta, ma un saluto a tutti quelli della SMAL, specialmente a Brandon. Il campanile è quello di San Giovanni alla Tisone, negativo. Qui voi continuate a indovinare, ma dovete telefonare. Ce n'è uno che ha indovinato. Campanile Bagnari Arsa, niente, direi proprio di no. E allora possiamo andare con il brano, cari Squalizza, che abbiamo concordato. Telefonata, buonasera. Buonasera. Dove siamo? Buonasera, sono Sergio. Salve Sergio. Dov'è il campanile? È di Strascolno. No. Grazie. Oh, grazie, auguri a tutti. Grazie, auguri a lei. Allora, prima di voi, scusate che non voglio... La direttrice artistica, lei si chiama? Io sono Laura. Laura. Diciamo che sono la spalla della direttrice artistica. Che si chiama? Che si chiama Flavia della Rovere, che purtroppo, come diceva Loredana, non è... Senta, ma cosa vuol dire fare la spalla della direttrice artistica? Diciamo che lei è la mente e il braccio, io sono il suo braccetto, l'ho aiutata insomma in questa impresa che per me è la prima volta, è il primo anno che partecipo, quindi... Qual è stata la risposta? Avete avuto... Ma positiva devo dire, perché il numero dei presepisti è aumentato
dall'anno scorso. Infatti da 10 che erano i partecipanti, quest'anno siamo arrivati a 30, per cui, e sono venuti, devo dire, anche perché abbiamo fatto un vero e proprio giro presepi, e anche gente da fuori è venuto proprio anche per conoscere la realtà di Sant'Osvaldo e di San Paolo. Senta, si vince qualcosa? Chi partecipa? Secondo lei perché partecipa? No, in realtà perché di fondo abbiamo visto che hanno veramente una passione nel fare queste vere e proprie opere d'arte, perché hanno utilizzato diverso materiale anche di riciclo, legni particolari, intrecciati, radici, sì, anche stoffe, juta, qualsiasi cosa, si sono aiutati veramente con tantissimo materiale. Un augurio di buone feste a tutti e un saluto agli amici di Sant'Osvaldo da Nerio, ci scrive. Un caro saluto a Linda da Annetta, auguri a tutti. Tantissimi complimenti alle due amiche bravissime, Graziella e Giuliana da Daniele di Palazzolo dello Stella. Buonasera, sono Federico di Cassacco, campanile di Pignano Ragogna, negativo, ma vale se chiamate. Un saluto a Brenda. Sì? Pronto? Buonasera. Pronto, buonasera. Da dove ci chiama lei? Da dove ci chiama? Sono Alessia. Alessia. Sì, no, ho capito. Da dove ci chiama? Da Povoletto. Povoletto, quindi deve andare a visitare il presepe in chiesa? Beh, direi. Sa dov'è? È molto bello, sì. Ah, l'ha già visto, benissimo. Ho visto che ci sono i signori in studio. Dov'è sto campanile, signora? Questo campanile secondo me a Breccenicco. Io lavoro giù in zona, secondo me è quello. E io le guardi, sorrido, ma com'è Snidero? Ha detto bene o ha detto male? Esatto, facciamo un applauso. Eccolo qua. Sì. Allora signora, io la invito, così le consegniamo il premio la prossima settimana. Non è niente di importante, devo ancora individuarlo il premio, perché sono un tipo che improvvisa molto, ma mi fa piacere che lei fino a quest'ora sia rimasta lì sperando di indovinare. Lei può venire in trasmissione la prossima settimana? Ma vediamo, se non, spero di sì, se no mando qualcuno, perché ho un bambino piccolino. No, salvaguardiamo la prole. Lasci il suo numero per favore ai miei colleghi. Passo. Allora, sì, lascerò il numero. Sì, non in diretta, lo lasci, sì, no, beh, direi. lo lasci in regia, va bene? Va bene. Grazie e buon anno. Grazie, altrettanto a voi. Quanti anni ha il piccolo, piccola? È piccolino, 11 anni. C'è il Gesù bambino in casa lei, signora? Sì. Auguri. Grazie. Arrivederci. A voi. Andiamo. Buon anno nuovo. Buon anno. Grazie. Valzer delle Nevi.
Bene. Allora, prima di salutarci, 2 minuti per raccontarvi i 30 anni di Excol, quindi ci vediamo questo servizio, questa intervista con il direttore Ronutti e poi ci salutiamo. Roberto Ronutti, e sono 30, di fatto è un evento, quello di Excol, che si celebra all'interno di una palestra storica udinese. Voi avete ancora voglia di mostrare i muscoli? In effetti sì, non ci credevo neanche io, ma siamo arrivati a 30 anni. Ahimè, ho iniziato esattamente alla fine del 1991, la Excol è partita nel 13 luglio 1992 nel mio comune a Gonars, e di lì ne abbiamo fatta di strada, passando per Palmanova, poi arrivando a Udine nel 2007 e nel 2013 abbiamo rinnovato entrambe le sedi, potenziando i nostri servizi e migliorando l'offerta formativa. Ultimo fiore all'occhiello della nostra struttura, la nascita del liceo paritario Don Lorenzo Milani. 5 anni fa abbiamo raggiunto il primo quinquennio, quest'anno abbiamo la prima quinta. Diciamo che siamo soddisfatti, quindi abbiamo raggiunto degli obiettivi molto importanti. Oggi è una grande emozione, questa settimana veramente mi hanno chiamato allievi e loro famiglie, 30 anni sono tanti, e è bellissimo vedere adesso i figli dei miei allievi, i primissimi allievi che stanno venendo ad usufruire degli stessi servizi e chiedono direttamente, addirittura alcuni, di fare lezione direttamente con me, e questo è una grande soddisfazione. Ecco, Ronutti, l'offerta scolastica come è cambiata? È cambiato molto, sono cambiati i ragazzi, sono cambiati i sistemi di apprendimento. Io penso che ogni minimo 5 anni ho cercato di adattare nuove tecniche, nuovi sistemi formativi per adattarmi all'evoluzione dei ragazzi. I ragazzi sono cambiati, è giusto che sia così, perché ormai viaggiamo ad una velocità della luce per quanto riguarda le informazioni, le notizie, ci sono i nativi digitali, dobbiamo adeguarsi, e noi l'abbiamo fatto sempre con passione, con grande impegno, e questo è una grande soddisfazione per me, anche perché siamo oltre 50 operatori all'interno della mia struttura che si sono fidati di me, mi hanno supportato e mi guidano ancora in questo grande progetto. Quanti ragazzi sono passati per Excol? Siamo oltre 10.000 dalla partenza. Teniamo conto che adesso abbiamo circa 1.000 allievi all'anno che frequentano le 2 sedi di Udine e Palmanova tra i vari servizi. Il primo, che è il primissimo sistema di lavoro, è quello dell'assistenza scolastica specializzata, che ci ha contraddistinto poi qui in regione, perché quando sono partito io eravamo veramente dei pionieri. Poi abbiamo incrementato con il centro scolastico Recupero Anni e alla fine appunto con il liceo paritario Don Lorenzo Milani. Quindi i macro settori sono 3, poi c'è il centro di formazione permanente, abbiamo una scuola di lingua, una scuola di informatica, e abbiamo una grandissima collaborazione con le istituzioni della regione. Siamo una struttura regionale, qualche volta mi dicono se siamo un franchising, in effetti no, siamo completamente della nostra regione, siamo nati qui e vogliamo portare avanti questo marchio qui all'interno della nostra terra. Bene, io vi ringrazio, abbiamo sforato di un pochino. Grazie di cuore. De Lucchi, buonanotte. Hai terminato? Sì, sì. Noi ci rivediamo e ci risentiamo, ci vediamo la prossima settimana, 3 gennaio, un'altra puntata speciale, ma credo che non vi staccherete dal teleschermo neanche la prossima settimana. Grazie per i 200 messaggi che sono arrivati, non sono riuscito a leggerli tutti per tempo che ho già abbondantemente sforato. Grazie alla SMAL. Ho detto bene? Ho detto benissimo. Grazie al gruppo di Sant'Osvaldo, grazie a Esther per il supporto, Esther Soramel che non ha parlato ma c'è e vegliava su di noi, quindi grazie di cuore. Torneremo a parlare di Sant'Osvaldo e grazie anche ai presepisti di Sant'Osvaldo che sono da quella parte. Buon 2023, ma tanto vediamo com'è andata già 2 giorni dopo, ovvero sia 3 gennaio 2023. Come dice la DUS, il cuore è vostro. Arrivederci. E grazie ai tecnici, arrivederci.